Professore Busetta, un convegno dove si parla di immigrazione ed immigrazione in un momento in cui insomma, i numeri scarseggiano, c'è questo indirizzo prettamente politico della Lega di Salvini in cui i immigrati non ne arrivano più. Ma io credo che la problematica dell'immigrazione ad Agrigento sia una problematica che va gestita, tutto il fenomeno va gestito e quindi che vi siano delle regole precise non è sbagliato. Io mi occupo più del fenomeno emigrazione e da economista devo dire che la realtà agrigentina è una realtà che ha bisogno di un aiuto pesante, perché non è pensabile che su 450.000 abitanti lavorino soltanto in 100.000. È un dato assolutamente inconsistente e c'è bisogno di far sì che ci siano investimenti dall'esterno dell'area nella nostra isola nel campo del turismo, nel campo dell'agricoltura, ma anche nel campo dell'industria manifatturiera. Noi abbiamo l'obbligo, la classe dirigente agrigentina di tutta la provincia, i sindaci di tutta la provincia hanno l'obbligo di alzare la voce e chiedere al governo nazionale, al governo regionale che si intervenga pesantemente, perché non è pensabile che tutto questo, che le esigenze occupazionali che ci sono possano essere soddisfatte soltanto dalla capacità imprenditoriale della nostra zona, che ci può essere, che deve essere potenziata, ognuno deve fare la sua parte, ci dobbiamo sbracciare, però ci sono le condizioni di stato minimo che lo Stato ci deve garantire. Fra immigrazione ed emigrazione un interessante convegno oggi qui al CUA dove voi siete anche tra i partner che lo organizzate. Sì, questo rapporto con l'università noi ormai lo cerchiamo da tempo e lo cerchiamo non solo per un fatto di formativo, perché io penso che bisogna alzare il livello di qualità per quanto riguarda la nostra, il nostro livello di istruzione da dare agli extracomunitari, ma c'è anche un rapporto che noi possiamo favorire con tutti questi ragazzi che studiano mediazione culturale, ad esempio i tirocini. Ecco allora che questo collegamento tra l'ICP e l'università è importante, noi lo abbiamo istituzionalizzato, l'USR Sicilia lo ha istituzionalizzato con le 3 università, quindi Palermo, Catania e Messina, ma anche con quella di Enna, perché riteniamo che sia che mettere insieme le due istituzioni, l'istituzione scolastica nostra e l'università, che è l'istituzione per eccellenza formativa della nostra regione, può aiutare tutte e due le istituzioni. Io ritengo che questo convegno oggi fatto qui dal CUPA, dal professore Busetta, va dato merito di averlo voluto fortemente, importante. Qui abbiamo le forze dell'ordine, abbiamo il questore Auriemma che farà una relazione, abbiamo l'università, ma abbiamo anche i sindacati. I dati che ha snocciolato il professore Busetta ci fanno riflettere molto, sia sulla occupabilità e che sia anche sui dati della presenza degli immigrati. Spesso noi lo vediamo come un nemico, l'immigrato invece da quello che da quello che ci viene detto sono una risorsa, e il questore Auriemma darà dei dati che riguardano anche i reati fatti da comunitari ed extracomunitari, e vediamo come il livello è estremamente basso.